Ma essere presenti in un comune di 115 abitanti credo che sia una presenza importante. Lo spopolamento è un tema importante. È importante non perdere un altro residente, è importante conquistare persone sardi che ritornino in questo piccolo comune, ma importante e strategico per il turismo isolano. Frimos aiuta perché porta l'attenzione proprio dei piccoli comuni e nei piccoli comuni lo spopolamento, un progetto importante per dare un'opportunità di rimanere e stare fermi nei propri comuni, ecco, quindi non andare via, non scappare. 3.000 persone, 3.000 ragazzi ogni anno vanno via dalla Sardegna e sono anche i nostri figli. Bisogna non farli più scappare, bisogna farli rientrare. Frimos pone questo problema, come far rientrare i nostri giovani, i nostri figli e soprattutto come non farli andare via. Proprio oggi è la prima volta che vengo in questo piccolo comune e l'ho trovato molto pulito e molto accogliente. Una delle cose che mi sono permesso di suggerire al sindaco, perché non fare proprio un'area di B&B, un centro storico di tutti i B&B, e poi siccome questo comune offre veramente il turismo esperienziale, può essere un'ottima abbinata, quindi i servizi sono attrattori di persone. Noi dobbiamo cominciare a dare servizi e opportunità. Se la Sardegna è l'isola delle opportunità, la gente non spopola e non va via. Quindi Frimos è un'opportunità per fare un ragionamento serio sullo spopolamento.